Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera ci tocca registrare che quello che pensa Romano Prodi è perfino peggio di quello che fa. Cioè, nel senso, quello che Romano Prodi pensa, scrive, elabora, propone al dibattito politico-culturale è perfino peggio delle sue gesta tra raccapricciante e il grottesco quando ha a che fare con giornalisti non compiacenti. Sapete che oggi sul caso ormai deflagrato, perché hanno provato a insabbiarlo per 2 o 3 giorni gli aedi prodiani del mainstream, ma poi l'evidenza si è imposta con la forza delle immagini, di fronte al caso della collega di Quarta Repubblica, Lavinia Orefici, a cui Prodi ha, ormai proprio si può dire ufficialmente, tirato una ciocca di capelli. Oggi Romano Prodi a Bruxelles ha detto no, che l'affetto è stato scambiato per aggressione e che si vuole montare un caso contro un vecchio professore. Non ha, come dire, direbbe un comico noto, neanche un amico che lo aiuta in queste situazioni a non peggiorare, diciamo, con ogni frase il quadro. Detto tutto questo, però, non molti invece hanno notato che oggi Romano Prodi ha anche scritto un editoriale sul Messaggero. Dato scelta bizzarra al Messaggero di mettere in pagina oggi Romano Prodi, ma quello che scrive è agghiacciante da un punto di vista politico, geopolitico, valoriale. L'editoriale del professor Prodi si intitola "Oltre gli Stati Uniti esiste un mondo", perfino col punto esclamativo sul suo sito, perché c'è un sito si chiama romanoprodi.it, non tiratore di capelli.it, ma su questo sito c'è anche il punto esclamativo. E in questa diciamo lunga e non brillantissima articolessa, la tesi di fondo di Romano Prodi è che dobbiamo mollare gli Stati Uniti, fregarcene del legame transatlantico, dell'alleanza atlantica, di quello che ci ha garantito per decenni e decenni pace, sviluppo, benessere, libertà, e sostanzialmente immaginare un'alleanza strategica con la Cina, cioè il principale totalitarismo comunista esistente oggi sulla faccia della terra. Un solo dato che quelli che la pensano come Prodi non vi diranno mai: in Cina oggi, mentre parliamo, sono attivi 1400 laogai circa, cioè campi di concentramento, come dire, questa è la Cina. Andiamo a leggere alcuni dei passi più agghiaccianti dell'agghiacciante professor Prodi. L'attacco, il disorientamento regna sovrano a partire dagli Stati Uniti che l'hanno provocato. Io mi chiedo perché cazzo bisogna dire che gli Stati Uniti hanno provocato il disorientamento. Non lo so, perché gli americani hanno eletto Trump, hanno eletto un repubblicano che non piace a Prodi, perché stanno provando a chiudere la guerra in Europa, ma si dà per scontato che gli Stati Uniti abbiano prodotto disorientamento. Lasciando da parte l'importante capitolo del possibile accordo sulla fine della guerra in Ucraina, cioè lasciamo da parte questa quisquiglia, non è che riguardi le vite di persone, nazioni, fino a aziende, se pensiamo alla crisi energetica, lasciamo da parte questo e pensiamo a cosa, diciamo, dobbiamo fare noi, ci dice Prodi sostanzialmente. Per iniziare dall'Europa, è certo importante che si sia iniziato a sostituire l'ombrello americano nel campo della difesa, cioè lui vede questo come un primo passo confortante, essendo evidentemente un nemico dell'Occidente, del legame transatlantico. Cioè, non so cosa abbia in mente al posto dell'ombrello americano, l'ombrello portatile bucato francese o il riarmo tedesco, che ha già dato grande prova di sé nel Novecento, non lo so. Comunque già importante questo, ma non è sufficiente, dice Prodi, dobbiamo sganciarci anche economicamente dagli Stati Uniti, no? E anche dal punto di vista dell'intelligenza artificiale. Tra l'altro cita il caso di DeepSeek, la tecnologia cinese che ha esordito con grandi speranze, ma poi ha fornito performance drasticamente inferiori a quella dell'analogo americano. Ma in ogni caso il punto vero è questo.
Bisogna capire, dice Prodi, come agire per rendere possibili relazioni eque e intense fra Europa e Cina. Relazioni eque e intense fra Europa e Cina. Questo problema mi veniva quotidianamente posto dagli studenti cinesi, che Romano Prodi ha una cattedra di cultura italiana a Pechino all'interno della Fondazione Agnelli, tra l'altro. Allora rispondevo che un quadro di collaborazione attiva e paritaria è oggi utile e necessario, e se non siamo riusciti a farlo nei passati 30 anni, sottotesto per il maledetto zio Sam che ci ha tenuto dalla parte del mondo libero, dobbiamo lavorare molto per realizzarlo oggi, disponendoci entrambi a mettere in atto radicali cambiamenti. Da parte europea il primo obiettivo deve essere ovviamente l'elaborazione di una politica unitaria. Questo è un dogma per quelli come Prodi, ricordate che lui si definì cittadino italiano ma servo dell'Europa. Fa il caso dei dazi europei sulle auto elettriche cinesi, che secondo lui non vanno bene, cioè non abbiamo fatto abbastanza gli interessi dell'elettrico cinese. Dal lato cinese si presenta in primo luogo il problema dei sussidi alle imprese esportatrici. È quello il problema vero che c'è in Cina, e non pensate che sia l'internamento dei dissidenti, la mancanza di libertà religiosa, la dittatura del partito unico. No, quelle sono puttanate. Il punto è il sussidio alle imprese esportatrici. Di questo ultimo problema si sono recentemente resi conto i governanti del celeste impero. Qui Prodi quasi si commuove. I governanti del celeste impero, che stanno apprestando misure per aumentare la capacità d'acquisto dei cittadini, le risorse destinate al welfare e le altre misure per aumentare il consumo interno. Cioè la Cina comunista è una sorta di paradiso scandinavo, nord europeo, dove ora si sta attrezzando per un welfare addirittura migliore. Questo è, ed è con costoro che Prodi ci invita a stringere un rapporto preferenziale, cioè sostanzialmente Prodi, di fronte alla faglia di rottura della contemporaneità, che è la nuova guerra fredda, quella tra Stati Uniti e Cina, di cui tutto il resto sono dei di cui, Ucraina compresa, ci invita a fare una scelta ben precisa, a schierarci col totalitarismo comunista. Capite che è fin peggio che la tirata alla ciocca dei capelli. Grazie a tutti e a domattina. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato Liberamente,